placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sol fa. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre qui dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, me colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor, l'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, me colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Ombristia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sol fa. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre qui dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, me colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor, l'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, me colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Il Carso è una terra di doline, di inghiottitoi che vennero sfruttate nel corso della Prima Guerra Mondiale per costruire delle trincee come questa, delle linee difensive. Qui si trovava l'esercito italiano a partire dal giugno-luglio del 1915, quando cominciarono i primi scontri con gli austriaci. Trincee che ospitavano dei veri e propri villaggi, delle stazioni di comando che sfruttavano appunto queste cavità nella montagna per poter sfuggire alla vista del nemico e colpi di artiglieria. E quindi immaginate l'estenuante condizione in cui erano costretti a vivere per settimane, mesi, in qualsiasi condizione atmosferica, come me adesso che sta piovendo e non c'è nessuna copertura a proteggerti. La caratteristica della Prima Guerra Mondiale infatti era proprio questo, ovvero il costringere gli eserciti a delle lunghissime e faticose postazioni che costavano tantissime vite umane per guadagnare soltanto pochi centimetri o pochi metri nel corso di giorni e giorni. E qua c'erano appunto dei villaggi veri e propri che adesso vado a vedere. Qua si intuisce bene il percorso delle trincee, quelle in rosso, e delle doline, che sono queste depressioni, le si vede dalle curve di livello che si ravvicinano, e all'interno di queste venivano appunto costruiti i villaggi. Il Carso venne coinvolto quasi subito nella Grande Guerra, quando iniziò il conflitto tra Italia e Austria nel 1915. Nell'autunno di quell'anno questa dolina, detta dei Bersaglieri, venne conquistata dagli italiani. Questo divenne il fronte di massima resistenza, la linea di San Martino. Negli accampamenti c'erano comandi, magazzini di cibo e munizioni, ambulatori, persino un cimitero. La dolina è infatti detta anche dei 500 per il numero di vittime che vi furono sepolte. Qui nel Carso, nelle zone del combattimento, finito il conflitto, divenne terra di cimiteri. Tra gli anni 20 e 30 si pose il problema di riordinarli, di riorganizzarli, e quindi in questa stessa zona, qui mi trovo, area di Puglia,
venne eretto il sacrario dei 100.000. Qua sono conservate in questo ossario imponente con una gradonata di 22 gradoni appunto i resti di circa 100.000 soldati che combatterono qua sul fronte. Il sacrario di Re di Puglia è un'opera della memoria straordinaria, un museo a cielo aperto, un percorso della memoria che ricorda nella sua imponenza su questa piana arida quante vite umane, spesso giovanissime, sono state sprecate. Tra queste voglio segnalare nel primo gradone la lapide centrale è quella che ricorda una donna, un'infermiera. Anche loro hanno chiaramente preso parte al conflitto e anche loro ne hanno pagato le conseguenze con la propria vita. Dopo 2 anni di appostamenti, i reparti italiani furono costretti a ritirarsi lasciando il Carso ai propri nemici dopo che le truppe austro-tedesche sfondarono le linee italiane a Caporetto. 7.014 salme di militari italiani riposano qui, nel sacrario di Caporetto. Sono in Slovenia. Questi scenari naturali sono entrati nella storia per via della disfatta dell'esercito italiano che fu costretto dagli austriaci, dall'esercito austro-ungarico alla ritirata e addirittura all'arretramento fino alla linea del Piave. Ebbene, come è avvenuto per il sacrario di Re di Puglia, anche con questo si è deciso di mettere ordine ai tanti cimiteri sparsi per il territorio e commemorare le gesta di quei giovani militari che persero la vita con questo imponente sacrario inaugurato negli anni 30 e che domina su tutta la valle di Caporetto, che tra l'altro dal punto di vista paesaggistico è davvero sorprendente con il corso d'acqua che la attraversa. E da quelle montagne e in quelle pianure in cui persero la vita tanti giovani soldati tra la fine di ottobre e il novembre del 1917 vengono oggi ricordati in questo luogo che, seppure si trova in Slovenia, è chiaramente meta soprattutto di turisti italiani incuriositi da un evento che ha segnato in maniera tragica la storia del nostro paese. Da un conflitto mondiale all'altro, tornando a Trieste, mi lascio risucchiare da questo vestibolo che mi proietta nello stadio più basso raggiunto dall'umanità, quello delle deportazioni naziste. 2 inquietanti pareti di cemento armato altissime verticali sono l'ingresso alla risiera di San Sabba, l'unico campo di sterminio nazista in Italia con crematorio che entrò in funzione nell'aprile del 1944. Qua i nazisti, dopo l'occupazione del territorio di Trieste, imprigionarono membri della resistenza, militari italiani, oppositori politici. La torre di essiccazione dell'Eriso venne appunto convertita dai nazisti in forno crematorio che poi venne fatto saltare nell'aprile del 1945 dai tedeschi per non lasciare traccia dei loro crimini. Era anche un centro di smistamento di tutti i prigionieri che poi venivano destinati ai campi di concentramento di Germania e Polonia. Si entra in questo percorso davvero drammatico per via di questi setti altissimi e questo corridoio strettissimo che ti risucchia dentro il dramma di quei mesi. La Sala delle Croci, un fitto telaio in legno che sorreggeva a 3 piani all'interno di questa gigantesca struttura in muratura. Al terzo piano si trovavano gli ebrei, poi destinati ai campi di concentramento. Al secondo piano i sospetti politici. Al primo piano invece, secondo il racconto del sopravvissuto, era stato allestito un laboratorio di sartoria e calzoleria. Qua venivano ammucchiati anche gli oggetti personali come occhiali e scarpe dei prigionieri. Questa invece è la stanza delle celle, 17 piccoli anfratti bui che sono stati costruiti per ospitare i prigionieri più pericolosi. Delle piccole stanze di cemento con un corridoio largo circa 60 cm, in alcuni casi anche meno, profonde 2 metri, lo spazio per contenere un giaciglio di legno, le porte che venivano chiuse dall'esterno con un lucchetto. Alcuni sono rimasti qui dentro addirittura per dei mesi. Nel
Nel 76 si tenne il processo contro i comandanti tedeschi che gestirono questa struttura. Ebbene, uno dei prigionieri sopravvissuti chiamò questa cella, questa stanza in cui mi trovo ora, la cella della morte, perché qui, secondo il suo racconto, venivano portati i prigionieri prima di essere uccisi. Una stanza completamente buia, con le finestre tappate. Oggi c'è una luce elettrica, ma doveva essere un ambiente davvero tetro e oscuro, come l'oscurità che invadeva l'anima di coloro che entravano qua dentro sapendo a quale fine erano destinati. Dalla cella della morte, uno per uno, i prigionieri venivano fatti marciare per pochi metri, attraversavano il cortile della risiera e arrivavano ad un edificio che oggi non c'è più, il garage. Qua venivano uccisi, qua si trovava la torre di essiccazione che era stata convertita in forno crematorio. Sul pavimento ci sono delle lastre di metallo a segnare la superficie occupata da quella struttura. Ed una scultura di ferro ricorda il punto esatto in cui si trovava il camino del forno crematorio, la struttura che ricorda il fumo che si elevava da questo camino. Ciao a tutti amici di Scienza Giacca, siamo alla libreria Il Catalogo dell'amico Giovanni Trengia per la presentazione del libro Lo sport ai confini del mondo. Siamo con uno degli autori, Sergio Tavčar, l'altro è Marco Ballestracci. E Sergio Tavčar però, prima che scrittore, è la voce storica di TV Koper Capodistria per lo sport, in particolare la pallacanestro, oltre che un famosissimo giornalista di pallacanestro. Sergio, intanto benvenuto a Pesaro. Grazie, non è la prima volta che ci vengo qua, è uno dei luoghi dove seguivano di più il basket jugoslavo, ci seguivano tanto a noi di Tele Capodistria, per cui qua sono praticamente a casa, diciamo da Pesaro passando per Iesi, Fabriano, Montegranaro, Porto San Giorgio, Roseto, Teramo, qua sono veramente di casa. Tutte piazze abbastanza storiche della pallacanestro, sì, non a caso direi. A parte gli apostati di Macerata che giocano a pallavolo, per il resto è una delle regioni, come dire, storico perfette del basket. Senti Sergio, riprendendo, dicevamo prima, quelli della mia generazione sono cresciuti, appassionati di basket, sono cresciuti con la voce di Aldo Giordani alla Rai e di Sergio Tavčar a Koper Capodistria. Erano tempi magari un po' pionieristici. Ci ricordi qualche episodio particolare magari di questi momenti, degli inizio fine anni 70 direi? Sì, ho cominciato proprio, la mia prima telecronaca di pallacanestro è stata la finale di Coppa Campioni del 71, cioè avevo 21 anni, ero proprio alle primissime armi, avevo fatto altri sport per Tele Capodistria, però finalmente ho potuto commentare la pallacanestro, che era il mio sport, cioè io ho giocato a pallacanestro, dopodiché a 18 anni ho capito che la pallacanestro non faceva per me come giocatore, però figlio di professori e maestra, avevo, come dire, una specie di talento per l'insegnamento, per cui a 18 anni ho cominciato già subito ad allenare ed ero allenatore di pallacanestro a tempo pieno all'epoca già da 3 anni, e per cui era il mio sport, visto che già facevo il telecronista è stato, come dire, una specie di liberazione poter finalmente commentare il mio sport. Cioè, sai, aneddoti particolari ce ne sarebbero tanti. Dagli inizi, quando lavoravamo ancora in via sperimentale a TV Capodistria, non avevamo neanche la sede, ancora neanche lo studio, facevamo delle telecronache improvvisate da uno studiolo della radio di Capodistria, che anche qui si sentiva molto, con tanto Casadei e compagnia bella, con un televisorino piccolo in condizioni Telefunken no 12 pollici con effetto neve, cioè quella roba terrificante in bianco e nero, e comunque visto che lavoravamo in condizioni talmente precarie e ridicole, io facevo le mie telecronache, ero convinto che non mi sentisse nessuno, che
così a questo punto ho detto perché dovrei usare un linguaggio di quelli come i veri, cioè quello paludato dei telecronisti dell'epoca. E ho detto allora no, parlo come mangio, cioè come mi sento, se ho da dire una battuta la dico. E mi divertivo molto di più in questo modo. E dopodiché a un dato momento, a mia enorme sorpresa, dopo 4-5 mesi sono cominciate ad arrivare lettere appunto da qua, dall'Emilia, da Milano, dal Veneto, addirittura da Milano, dalla Lombardia, e dicevano sì, fate i complimenti a quel frizzante telecronista che si fa divertire, che ha quel modo così spontaneo di fare le telecronache. E ho detto, beh, se la gente piace perché non continuare a questo punto. Giusto. Ascolta Sergio, adesso ti dimostro che io ancora ti leggo, tu ogni tanto crei dei neologismi, ultimamente hai creato questo gonadociclosi per identificare le partite NBA, spiegacelo. No, no, è stato il giramento, come dire, dei cosiddetti, quando bisognerebbe partire da lontano, cioè io sul mio blog mi sono fatto una cerchia che io reputo amici, con i quali ci troviamo 2 volte all'anno a quella che io chiamo la Sconvention, dove arrivano questi qua e ci confrontiamo viso a viso, chiacchieriamo, facciamo primo, secondo, terzo tempo fino a notte. E lì appunto fra questi miei amici c'è uno di Vicenza che si chiama Stefano, che mi aveva messo sul sito un pezzo che parlava della Jugoslavia, di una scrittrice serba, dove io da buon sloveno di Trieste mi sono arrabbiato nero e ho scritto la risposta di come secondo me sono andate veramente le cose, che quella diceva solamente le grandissime stupidaggini e che mi facevano appunto girare quelle. Da qui la allora sto qua mi manda in un commento, dice sì, che la sua prima moglie aveva inventato un neologismo per definire questo fenomeno, la scrotociclosi. Ho detto beh, forse bisognerebbe usare un termine un tantino più tecnico, e allora ho proposto questo neologismo che adesso sul mio sito è attecchito abbastanza velocemente. Sì, rende l'idea. Senti, ed è appunto il fenomeno che si verifica guardando le partite NBA, certo. Rende l'idea. Senti, nessuno è più adatto di te a spiegarci perché, restando ai tempi di oggi, che ne so, un Luka Doncic è più facile che nasca da Nova Gorizia in su piuttosto che da Gorizia in giù. Ma no, questo è un caso assoluto, cioè poteva nascere da tutte le parti, cioè, chiaramente aveva i geni giusti, nel senso papà cestista di origine serba, a dire il vero, papà serbo, nato comunque per sbaglio in Slovenia perché era ufficiale nella caserma, la grande caserma di San Pietro presso Gorizia St. Peter. Sai, ai tempi della guerra fredda c'erano caserme gigantesche sia da una parte che dall'altra parte del confine, noi o Picina, a casa mia a Trieste, ne avevamo 4 nel raggio di 5 km, per cui dall'altra parte era la stessa cosa. E questo qua è serbo di nascita, giocatore di pallacanestro, è stato in giro nazionale slovena, ha avuto questa relazione con questa modella ballerina lubianese, è nato questo figlio, cioè è stato un caso, diciamo, non è che sia nato in Slovenia perché ci sia una scuola talmente particolare. Il fatto è comunque che nei tempi passati i talenti in Jugoslavia avevano molta più facilità ad uscire, questo è assolutamente vero, perché si praticava, cioè tutta la filiera, diciamo, di produzione di giocatori, dal mio punto di vista, è inutile qui spiegare in lungo e in largo, era strutturata in modo molto più giusto per produrre giocatori di grande valore che potevano esprimere il massimo di quello che avevano come potenziali. Senti, siamo a San Valentino, quindi giorno degli innamorati, curiosando un po' fra le tue passioni, stasera puoi andare a cena con Mirza Delibasic, Larry Bird, Michel Platini o Belen o Elvis Presley, scegliene uno. Ma no, per parlare, per chiacchierare, si parla a questo punto di pallacanestro, certo che
Se potessi avere Elvis a cena sarebbe molto meglio, sarebbe assolutamente la cosa più sensazionale. Anche per parlare di gusti musicali, visto che è la mia grandissima seconda passione, e soprattutto quel tipo di musica di quell'epoca storica, della quale penso di essere un notevole, come dire, non solo estimatore ma anche abbastanza esperto. Per il resto, se vogliamo parlare di basket, probabilmente Larry Bird, avendolo visto da lontano, non sarebbe un grande interlocutore vista il suo straordinario ego. Invece con Mirza ci ho anche parlato più volte dopo la fine della sua carriera, e comunque anche lui, diciamo, è un personaggio per me il più grande, più bel giocatore che io abbia mai visto in vita mia. Se volessi parlare di pallacanestro, devo dire degli ex jugoslavi, parlerei, come ho parlato tante volte, con Pero Scansi molto volentieri e con Krešo Ćosić. Ecco, questi due personaggi, grandi giocatori, grandi intellettuali, grandi allenatori, anche se Pero Scansi forse in panchina rendeva il 10% di quello che lui riusciva di quello che lui sapeva di basket, ma vi ho detto anche, lui probabilmente, essendo stato grande giocatore, essendo anche dalmata, aveva questo atteggiamento nei confronti dei giocatori per dire: guarda, io te l'ho detto 4 volte, se adesso non riesci a capire, non me lo fai, va a quel paese, io non posso spiegare, fa quello che vuoi, ormai sei tanto brocco che non posso insegnarti niente. Quindi stando ai grandi allenatori, visto che sei un famoso tifoso juventino, ti piace la Juve di Sarri? No. Perfetto, risposta sintetica. Un'ultima domanda, poi ti lasciamo alla presentazione del libro. Siamo a Pesaro. Pesaro in questo momento sta scivolando in A2, una città, una piazza che ha visto Kicanovic, Jerkov, Dei, Cook, Asa Petrovic. Io Triestino siamo sulla stessa Un barca. pensiero gentile per noi. Cosa vuoi che ti dica? Pesaro è una delle culle della pallacanestro, io spero di vedere poi Franco Bertini, che è mio amico, tutta questa gente qua che erano dei conoscitori straordinari di pallacanestro. Voi avete avuto Riminucci, avete avuto tutti questi giocatori che sono cresciuti qua, da voi è arrivato Magnifico, voi avete perso per un tiro da 3 punti all'ultimo secondo una finale del McDonald's, io ero lì presente, è una storia assolutamente gloriosa e irripetibile, però purtroppo oggigiorno non basta più saper giocare a pallacanestro, i soldi sono quelli che sono, molto pochi, e il basket italiano è andato a ramengo, soprattutto per il fatto che non si producono più giocatori. Voi qui producevate giocatori in quantità industriale, grandi giocatori, adesso si è tutto omologato, i giocatori li prendi da fuori e se non hai soldi non li prendi e vai in A2, è una roba abbastanza matematica. Mi dispiace tantissimo perché Pesaro è una leggenda, insomma, i tempi della Scavolini, gli anni 80, Jugoplastica Scavolini, giocava, non so, Zadar Scavolini, giocavano sempre tutti contro la Scavolini, perché era la squadra di riferimento per giocatori, non so, come Walter Magnifico, Zappolini, questa gente qua, avevate giocatori assurdi. Speriamo che ritornino per noi quei periodi. Sergio, ti ringrazio, è stato un grandissimo piacere poter scambiare 2 chiacchiere con te. Ti lasciamo alla presentazione del libro Lo sport ai confini del mondo. Ciao a tutti. Grazie a voi, saluto.
Con questa sigla Radio Capodistria vi porta ogni giorno nel mondo delle notizie. 4 giornali radio ed altri 8 notiziari in onda ogni ora per tenervi aggiornati su quanto accade nel mondo ed in Jugoslavia. Ferreri, Battiston, dobbiamo anche ricordare Tissot, Rocheteau e Six. Questi tutti i giocatori francesi che hanno partecipato alla conquista del titolo europeo. Inquadrato ancora Hidalgo, l'allenatore della squadra. Immagini, amici telespettatori, noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in